Dal comunale Circilai, buon pomeriggio, da Luigi Falqui con me a cura delle immagini che vi stiamo trasmettendo in diretta. C'è Riccardo Carta, pronti a raccontarvi Barisardo Ferri nella 24esima giornata del campionato di eccellenza. Padroni di casa alla ricerca di punti che possono allontanarlo definitivamente dalla zona playout, dalla zona rischio insomma. Dall'altra parte invece c'è una Ferrini che continua la sua corsa in zona playoff, dove vuole stare, vuole continuare a fare ancora meglio. Squadre già al centro del campo, arbitra la partita il signor Francesco Aureliano da Lussano, da Calabria, uno dei tanti arbitri che stanno venendo trasferiti settimanalmente nella nostra isola per crescere come esperienza poi in vista del passaggio a campionati nazionali. Gli assistenti sono invece Anna Maria Sabio da Carbonia e Michele Piraz da Olbia, in divisa in completo blu. A sinistra la Ferrini, a destra in bianco invece il Barisardo. Prima inizia la partita andiamo anche a vedere quelle che sono le formazioni, partendo dalle scelte dei padroni di casa, con Claudio Bonomi che schiera Daga tra i pali, dopodiché ci sono Guglielmone, Sueli, Sanchez, Petit, Restivo, Sacco, Frederic, Begre, Oli e Mastro Pietro. Dall'altra parte invece le scelte di Sebastiano Pinna in portamanis, e poi Mudu, Boi, Bonu, Cogoni, Usai, Arezu, Carboni, Serrau, Scioni e Figos. Squadre però prima al check di centrocampo per il minuto di silenzio per le vittime della strage, della tragedia nel cantiere a Firenze. L'applauso del pubblico del Circilai per commemorare le vittime di un episodio che purtroppo si ripete fin troppo spesso nel nostro paese, con la speranza che migliorino sempre di più le condizioni di sicurezza dei lavoratori, affinché questi minuti di silenzio possano essere sempre più rari. Tanto assistenti alle prese con i controlli delle reti, delle due porte. Squadre invece schierate, il calcio d'inizio sarà affidato al Barisardo, pronto ad andare subito all'attacco per il primo assalto. Ferrini invece pronta a respingere il primo attacco. Ci sono i check di Piras e di Sabeu, e allora Aureliano potrebbe fischiare da un momento all'altro. Ed è cominciata la partita. Primo pallone all'indietro, quasi azione da football americano. Guglielmone con la testa, ci pensa subito poi Bonu ad allontanare la prima possibile minaccia. Suali riesce a far su il pallone. Frederic gioca all'indietro, Petit a cambiare a sinistra. Ancora primo giro palla del Barisardo, che dopo aver provato ad andare all'attacco dell'area di rigore con tutti i suoi uomini, questa volta predilige manovra inizialmente più paziente, poi questo lancio lungo facile da controllare per Cogoni, che si è voluto appoggiare con la testa da Manis. Vediamo se la Ferrini riesce invece a costruire la prima azione. Non ce l'ha fatta, con Serrao fermato, mentre non riesce a girarsi Mastro Pietro. Sacco adesso, ancora il capitano del Barisardo a cambiare dall'altra parte, invece Begre. Sacco di nuovo, supporto per il possibile cross.
Passaggio troppo lungo, quello di Sacco. Prima rimessa dal fondo di questa partita, con Manic che chiede alla panchina il pallone. Pallone che arriva adesso. Vediamo se Manis giocherà basso a uno dei suoi due centrali, sì. Quello è il primo tentativo anche di manovra dal basso della Ferrini, che può andare poi subito avanti da Figos. Indietro Usai, gira a destra dove trova Cogoni, il movimento di Aresu lungolinea, invece Begra arriva, si prende il pallone, corre già Mastropietro a destra, Begra ancora cerca ma non trova Oli, ancora Barisardo, Sacco trova il pallone, rischia, alla fine perde il pallone sull'attacco Cogoni, a guardare in avanti non riesce Gersi Serrao, poi commette fallo, fischia Aureliano. Occasione per il Barisardo di provare a mettere di nuovo il pallone dentro l'area di rigore. Sul pallone Beogre. Ci sono i saltatori dentro l'area, allora si andrà quasi certamente con il cross, difficile andare sulla fascia sinistra anche per la marcatura di Serrao. Eccolo il cross verso Oli che ci mette il piede, se l'era divorato Oli, è comunque fuori gioco, segnalato dall'assistente Michele Piras. Grandissima chance per Oli, ma si rimane 0-0 quando sono passati i primi 3 minuti e mezzo di questa partita. Nuovamente dal basso la Ferrini con Bonu che adesso va a lungo verso Figo, saltato Suali verso Sacco, pressato da Carboni, non trovato poi Mastropietro. Con le mani Mudu che si accerta, si è corretto il punto di battuta. L'appoggio di petto di Figo non funzionale, deve metterci poi Boi la testa. Adesso Barisardo con Oli, Scioni l'ha recuperato, Manis invece è lungo per non rischiare, scelta saggia. Usai, lui invece può mettere giù il pallone, giocare a sinistra da Mudu, pressato, palla in verticale, entrambi gli attaccanti Serrao e Figus più vicini alla fascia sinistra, palla che è andata però dall'altra parte, ringrazia Petit che fa ripartire Barisardo. Begre sta prendendo il centro del campo, palla di nuovo indietro per Sacco, Guglielmone è rimasto avanti, infatti il pallone per lui, posizione regolare, poi Mastropietro passa una volta, rimpallo su Oli, l'ultimo tocco è proprio suo ed è rimessa Ferrini. Resta avanti il Barisardo per pressare, dovrà provare ad andare lungo Mudu. Figos con la testa, non trova nessuno dei suoi compagni. Guglielmone non riesce a girarsi perché Figos lotta e ottiene una buona rimessa per far salire la Ferrini. Ci incontro liberissimo Usai, palla sicura, poi con l'esterno da Carboni di prima, buona idea per Scioni, Suali protegge e Daga può intervenire comodamente con le mani. Petti di nuovo dal suo portiere, questa volta sceglie di andare lungo dalla parte di Begre, di testa lui prima di Cogoni che però può arrivare prima su questo pallone, si fa quasi rubare la sfera da Begre che continua a pressare, alla fine il rinvio di Cogoni, il pallone non è uscito, adesso invece sì, ma è comunque rimessa a Ferrini con un pizzico di rischio in più Cogoni, però
è riuscito poi a fare bene il suo lavoro. In controscioni che controlla con un pizzico di difficoltà, riesce comunque a scaricare il tocco di Serrao per Figos. Dall'altra parte c'è già Carboni, a destra Aresu, non può evitare che il pallone esca. Petit. Nico, sulla linea, Nico! Bravo! Guglielmone, nuovo Suali, prova a stare lì vicino anche Sanchez, non si fida però il centrale del Barisardo che sceglie di andare lungo, possesso ancora dei padroni di casa con Oli che viene sempre in appoggio, dare manforte alla manovra. Il cambio adesso di Sanchez, deve venire incontro Begre, il pallone non è uscito e allora si gioca, Cogoni allontana, Suali colpetto, mette giù. Poi Petit di nuovo dal suo compagno di reparto. Bravo! Arriva Carboni a pressare, Guglielmone tocca questo pallone, Sanchez può tornare al numero 2, Mastro Pietro è già pronto a partire, si passa prima da Sacco, ottimo il cambio per Begre che col petto domestica e può andare 1 contro 1, sceglie poi l'infilata di Frederick che pone in mezzo per Oli, forse l'ultimo tocco di Boi, sì, secondo Aureliano sarà calcio d'angolo, prima chance dalla bandierina di questa partita che arriva dopo quasi 8 minuti di gioco. C'è Begre sul pallone, pronto a mettere in mezzo, occhio a Oli, occhio a Suali, è salito anche Petit. Chiama lo schema Begre, va verso il secondo palo, Mani si allunga con un pugno. Ancora Barisardo con Petit che alza questo campanile insidioso, la testa, poi Olis quasi casualmente riusciva a indirizzarla verso la porta. Si era praticamente a corto di nulla. Il cambio verso Mastro Pietro non trovato, ma ancora Barisardo deve chiudersi adesso la Ferrini, che adesso può invece venire fuori. Non aspetta altro per il Barisardo per creare un nuovo spazio, infatti nuovo lancio per Begre che controlla molto bene e nuovo duello con Cogoni. Begre prova a passare, decisivo poi l'aiuto di Aresu, rimanda avanti e trova Serrao, attaccato, ottiene comunque il massimo, ovvero la rimessa laterale nel possesso per la sua squadra. Sta lì vicino Serrao, adesso arriva anche a occupare quella posizione. Cogoni questa volta guarda indietro del suo capitano. Manis e Boi. Di nuovo da Bonu che guarda avanti adesso. Scelta invece su Usai che si è abbassato in mezzo ai due centrali per dare una mano nella prima manovra. Che si complica perché c'è la pressione con Oli, con Sacco e allora palla alzata in avanti. Serrao. Il tocco per Scioni, la testa di Petit e poi palla allontanata da Frederick. Sacco va a passare e riesce a passare, poi quasi 1-2 con Oli. Chiusura importante di Boi che alla fine però stracina il pallone fuori. Non fa niente, dai! Solo bene! Petit, Sanchez. Viene incontro anche Restivo, si passa a sinistra da Begre, corre invece Frederick, cercato adesso quando è 1 contro 1 con Cogoni. Di nuovo Begre. Sterza, va dall'altra parte, Begre prova ad accelerare, doppio passo, ne ha 2 davanti e allora nuova sterzata, stavolta cross, azione che non può essere ancora viva, non può arrivarci Guglielmone, protegge senza problemi la rimessa dal fondo Manis. Finora però i pericoli per la Ferrini nascono dall'altra parte del campo rispetto alla nostra postazione, quando Begre riesce a smarcarsi, a mettere giù il pallone, ha l'inventiva, ha tecnica e velocità per saltare l'uomo, per dare
Faccio un gol! superiorità numerica. E infatti viene cercato più lui finora rispetto a Mastro Pietro. Si fa sentire il Circillai, il lancio nella zona di Carboni chiuso da Guglielmone. Mastro Pietro vuole farla sfilare per scappare via e invece il pallone che gli scappa e allora Ferrini che fa nuovamente girare il pallone. In avanti Boi, si stava inserendo Carboni, poi Usai prima di Sacco. Chiamata facile per Piras, rimessa per i padroni di casa. Indicazioni forse già le prime di Sebastiano Pinna. Che può comunque fino a qui essere secondo soddisfatto che la sua squadra si sta più aspettando, non riesce a tenere il pallone ma non sta subendo granché. E adesso invece può provare a costruire qualcosa di importante. Bravo Ben! Boi, Manis pressato da Oli, palla alzata, Aresu riesce a toccarla verso Scioni che riesce a farla passare. Al centro c'è Figos che può controllare e girarsi, può guardare la porta, la cerca. La voglia da attaccante di andare a calciare il prima possibile. Palla che non si è abbassata come avrebbe sperato. Segnale però della Ferrini. Meriti anche a Scioni che è riuscito a girarsi, attaccato alla linea laterale, poi cercare in mezzo Figos, bravo a smarcarsi con i tempi giusti. Va lungo Daga, di testa è stato Restivo a toccare per ultimo, anzi no, è stato Aresu. Allora rimessa Barisardo con Oli che non controlla in un primo momento, nel secondo si riesce a girare per Guglielmone, si fa vedere Oli al centro, c'è anche Sacco che viene incontro, il pallone è per lui, si gira, ne ha 4 praticamente intorno della Ferrina, riesce comunque a far passare questo pallone, la chiusura di Bonu, ancora a terra Sacco che forse è stato toccato, qua invece Reno vede bene l'intervento falloso di Begre. Prima però di riprendere il gioco Oli, Begre ma anche Boi e Bonu a sincerarsi delle condizioni di Sacco che era ancora a terra. Carboni cerca l'inserimento di Figos, attento Petit, Sanchez pressato, si gira molto bene Sanchez, poi Begre anche lui che guarda già a destra dove c'è Sacco che cerca l'imbucata per Oli che chiede scusa, sapeva di dover partire subito il 9 del Barisardo, mentre Scioni va via con tunnel ma viene fermato, non c'è fallo per Aureliano che fa giocare. Suali, Restivo da Frederick, incontro Begre, ancora Restivo da sinistra verso destra, passando prima da Suali, adesso il pallone per Guglielmone, Mastro Pietro si deve difendere dall'attacco di Mudu e scarica. Lungo Petit verso Oli che prova ad agganciare, non ci riesce e poi ad allontanare. Carboni, Usai prova a prendersi qualche metro, va adesso a destra, ancora lui che cambia tutto nella zona di Carboni. Di prima non bene, Suali con calma può andare da Guglielmone, non era male l'idea di Carboni, tocca un po' fuori misura e poi qualcosa di liscioni, si spiegano i due, mentre Petit cerca Begre, calza il pallone, riesce a farlo comunque suo, giù con la coscia e viene chiuso. Carboni, Scioni indietro, pressato Boi, decide di ripartire da Manis, si allarga già Bonu che viene servito adesso, Oli su di lui.
Usai. Bravo Samu. Carboni. Suali col fisico. E toglie il pallone sul controllo. Tempismo perfetto l'intervento del numero 5 del Barisardo. Ancora due centrali. Far girare palla. Alla ricerca, attendendo anzi movimento. Eccolo di Begre che mette ancora una volta giù. Adesso Cogoni lo attacca. Gli tocca il pallone. Rimessa a Barisardo. Nico, la linea, Nico. Ancora una volta Suali e Petit. Sacco con una buona giocata, la fa passare verso Oli. Ha chiuso la difesa, ancora Barisardo, già Mastro Pietro è pronto a partire. Ecco il lancio per lui, che è buono, deve però allargarsi il 7. Occhio perché Oli è in area, uno contro uno con Mudu, scarico per Sacco di prima per Oli, c'è la testa in anticipo di Boy, poi Shoni vorrebbe scappare via, chiuso da Guglielmone. Sacco, ancora Barisardo che ha il controllo del pallone, il controllo del gioco dopo i primi 17 minuti e mezzo di gioco. È mancata però finora la grande chance da gol. Occhio perché Cogoni con un pizzico di rischio, ma ancora una volta fa il suo dovere. Anzi no, perché l'ultimo tocco è suo, a cui non era sembrato. Calcio d'angolo allora. Chance per il Barisardo che ha tanto fisico, centimetri per rendersi pericolo sulle palle native. Arriva il cross di testa Suali. Ultimo tocco che è suo, secondo Aureliano. E dunque rimessa al fondo. C'è una cosa che la Ferrina non deve concedere, sono proprio le palle native. Tanta fisicità nella squadra di Bonomi, che può diventare decisiva in una partita come questa, fino adesso bloccata. Usai non trova Aresu, palla però che torna nei piedi del 10, va ad andare avanti con l'esterno, lo perde, allora Sacco che perde l'attimo per servire Mastro Pietro, si gira e vede Begre, una buona idea, palla lunga per lui, sempre pronto però Begre. È lì che si può sviluppare qualcosa di importante, con Begre che va a pressare su Bonu, di nuovo dietro da Manis, che non deve rischiare, allontana subito. Poi Shoni ha subito fallo, resta lì Shoni, invece potrebbe salire, infatti così è, con Bonu che va a battere la punizione per ripartire da Manis. Palla sempre in quella zona. Adesso l'apertura di Manis verso Mudo che può mettere giù col petto, guardando verso il centro. Ha fatto tutto bene tranne questo scavetto per Figos, che poi pressa fino alla fine, ma Daga ha un lavoro abbastanza facile grazie all'aiuto dei suoi difensori. Cugoli in anticipo su Begre. Frederick perde il pallone, Aresu, Estivo, lui che aveva preso il pallone, è ritornato. Alla fine rimessa a Ferrini, che adesso può portare avanti più uomini. Cogoni con le mani da Usai, che cerca anche lui la porta, come ha fatto Figos poco fa, questa volta a distanza ancora più grande. Il tiro meno pericoloso rispetto a quello del suo compagno di squadra. Spento fino a qui il numero 10 della Ferrini, che ha grande tecnica, grande visione, però sembra non riuscire finora a inventare, a trovare giocate importanti. Occhio però al Barisardo con Begre in area, Begre, pallone per Frederick che ha controllato male, aveva fatto tutto bene Begre, che ha capito che non poteva tirare perché la strada era sbarrata.
Tocco coi tempi giusti per Frederick, controllo che non è andato. Si è salvata la Ferrini, ma ancora una volta da quella parte i pericoli maggiori per gli uomini di Pinna, che adesso applaude i suoi più per dare la carica. Si è seduto, invece Bonomi, appena detto, si è già rialzato. Manis guarda avanti, allora, messa giù da Cogoni, attaccato da Restivo. Si è rimessa che della Ferrini. Scioni rischia un po', la palla la tiene però, e poi la buona giocata per Aresu. Figo cerca l'1-2, si complica la vita la Ferrini. Restivo recupera e cerca Begre, attaccato da Cogoni. Bravo Samu! Da Petit, a Guglielmone esce dalla pressione del Barisardo, ma sbaglia il passaggio del 2, poi senza commettere fallo Sanchez. Di prima Oli per Sacco, si inserisce Oli, buon potere per lui, Oli può calciare, finta, c'è sul mancino e la mette dentro, si sblocca la partita, mentre subito le immagini devono essere puntate su Sacco che è infuriato, poi mani sul volto, forse un colpo. Difficile capire come sia iniziata questa situazione, neanche il tempo di fare festa per il Barisardo. Situazione che sarebbe da ricostruire. C'è anche il rosso a Boe, e quindi Aureliano avrà visto o una gomitata o un pugno. Sicuramente un gesto scorretto e o violento ai danni di Sacco. Aureliano allontana tutta la Ferrini, che sta avvicinando anche all'assistente a chiedere forse un suo parere, come per dire: tu hai visto quello che è successo. Sacco ancora a terra, c'è il medico sociale del Barisardo dentro il campo. Senza un replay ovviamente è praticamente impossibile dirvi con precisione quello che è successo. Il Circilai è infuriato nei confronti dei giocatori della Ferrini, c'è anche un giallo adesso. All'improvviso è successo di tutto, dal gol di Oli all'espulsione di Boi, che adesso lascia il campo. Servirà una contromossa della Ferrini, probabilmente senza il suo difensore centrale. E adesso il Circilai si fa sentire nei confronti di Boi. Adesso festeggia Oli, ci è voluto un po' prima che potesse esultare davanti al pubblico. Quindi gol confermato, c'è stato anche un primo dubbio sulla reazione bloccata da Oli, ma il gol è regolare. È un doppio svantaggio per la Ferrini, che si ritrova sotto sul punteggio, sotto con gli uomini. C'è un rosso anche nella panchina della Ferrini. È successo veramente di tutto. Ora il gioco potrà riprendere, è chiaro che è una partita trasformata, perché la Ferrini è vero che stava cominciando a scricchiolare dietro, che il Barisardo stava cominciando a trovare gli spazi. Per un conto è segnare, trovare il vantaggio, un conto è di trovarsi anche con l'uomo in più quando mancano almeno 65 minuti di gioco. Già in questo primo tempo vedremo almeno 1 o 2 minuti di recupero, se non anche di più.
La prima cosa di cui si deve preoccupare adesso Pinna è che i suoi giocatori non perdano la testa, non perdano lucidità, perché diventa complicatissima adesso e se perdi la pazienza dai in mano la vittoria all'avversario, certifichi subito la sconfitta. Dall'altra parte invece il Barisardo non deve convincersi di essere quasi arrivato alla vittoria, è una partita lunghissima e può succedere di tutto. Si fa sentire Bonu nei confronti dei suoi giocatori, il gioco che riprende adesso con il possesso della Ferrini. Fallo subito da Serrao, con Fredri che va a dire neanche ti ho toccato, secondo me invece l'ha toccato. Poi probabilmente la reazione di Serrao è esagerata, ma adesso un obiettivo della Ferrini potrebbe essere quello di acquisire in qualche modo la parità, almeno numerica, mentre di testa Figos, brivido per la difesa del Barisardo con il colpo di testa del 22, palla però alta sopra la traversa. Palla riconsegnata a Daga che gioca adesso corto verso Suali, l'incontro Sanchez Petit, ancora Sanchez, Petit gli indica la direzione, sceglie di andare verso Oli, arrivato addirittura in mediana pur di toccare il pallone per dare una mano con Sacco che allora prende il suo posto là davanti. Adesso i due però torneranno nella loro posizione originale in questa rimessa che ha rallentato il gioco. Petti, Suali, Figos non consente di andare comodamente da Sanchez, anche Usai viene incontro, deve avere il coraggio di attaccare la Ferrini, che però dovrà anche avere la forza di mantenere aperta la partita fino alla fine e poi magari a quel punto riversarsi con quasi tutti gli uomini in avanti. Queste poi sono scelte degli allenatori su come affrontare la difficoltà dello svantaggio numerico. Fermo a terra Uzai che si tocca la testa, se c'è stato il contatto è arrivato a palla lontana. Sacco e il restivo d'Aureliano, il restivo si prende anche il cartellino giallo, fallo quindi visto da Aureliano. Da lì sarà palla nel mucchio. Usai sul pallone, Bonu vicino a lui, a sinistra Carboni. Allarga Usai di testa, Figos tocca ma non riesce a indirizzare il pallone verso il centro dell'area. Nessun cambio per la Ferrini dopo l'espulsione di Boi, la scelta sembra essere Carboni, difensore centrale a fianco a Bonu, mentre fallo nei pressi dell'area del Barisardo, partita che si sta innervosendo. Rialzato Sanchez, molto spezzettata la partita dal gol del 1-0, proprio quando invece stava diventando bella anche come ritmo. Guglielmone, speriamo di poterla rivedere così. Sbaglia Daga, attenzione, Figos guarda chi c'è in area, pallone per Escioni che controlla male il tentativo di scappare via.
E qua ha sbagliato Shoni perché Figos è stato bravo a regalare una chance alla sua squadra. Adesso ogni errore di questo tipo ha un peso per la Ferrini. Barizzardo che però per la seconda volta ha fatto un regalo, stavolta su possesso, prima in marcatura. Cogoni, pressato da Oli, la rimessa è ancora degli ospiti. Incontro anche Serrao, si va da Shoni che allunga di testa Sanchez, Frederick prova a evitare la rimessa laterale, non ci riesce. Sulla segnalazione di Sabiu. Con le mani Cogoni. Viene incontro Serrao, ancora Cogoni, adesso può arrivare il cross, non bene. Restivo allontana, con la testa a Bono, prova a restare là davanti la Ferrini. Palla allungata, non può arrivarci Figos, che arriva con le mani Daga, che aspetta che i suoi compagni si risistemino. Adesso il rinvio lungo nella zona di Begre, di testa a Cogoni. Poi Bono rimette davanti, trova solo Restivo, ma per un momento Serrao, Aresu, Figos è già davanti ma difficile andare da lui, c'è sempre Suali attaccato. E allora a destra Serrao, arriva Aresu, Serrao costretto a girarsi, ottiene il calcio di punizione, fallo di Petit. Arrivano adesso i saltatori, naturalmente Usai sul pallone, solo Begre a posizionarsi in opposizione al pallone. Adesso arriva anche Mastro Pietro sulle indicazioni di Bonomi. Attenzione a Cogoni da solo sul secondo palo. Forse Suoli l'ha anche indicato a Guglielmone. Nico e 15 è dietro! Occhio anche magari la soluzione dietro per Carboni. Usai sceglie il cross, colpo di testa col pallone che sfila, alla fine va sul fondo, l'ultimo tocco è di un difensore del Barisardo e allora calcio d'angolo per la Ferrini. Che dalla bandierina può provare a pareggiarla. Siamo a 34 minuti del primo tempo, 11 più almeno 2-3 di recupero ancora prima dell'intervallo. Dalla bandierina Serrao, cross così e Begre da allontanare, ancora Ferrini però con Carboni che è pressato da Mastro Pietro e torna indietro da Manis, ancora Mastro Pietro che va fino al portiere in pressione, poi Frederick da allontanare. Usai invece non controlla benissimo ma riesce a vincere il contrasto, ancora Ferrini, si gira Aresu che evita, elude due pressioni, prima di Begre e poi di Restivo. C'è ancora uomo a terra nel Barisardo con Suali che allontana e proprio adesso Oli, lui a terra, si sta rialzando proprio di fronte alla panchina del Barisardo. Tutto ok per lui, quindi gioca, può giustamente riprendere. Usai, Carboni, a sinistra c'è Mudu. Carboni prova a guadagnare qualche metro, poi però regala palla, attenzione al Mastro Pietro che corre, Oli lo vede, non riesce a cercarlo e allora vantaggio che non si concretizza e credo che Aureliano abbia fischiato l'intervento su Restivo. Poi aiuta ad alzarsi Serrao, forse inizia anche un malinteso tra i due, ma alla fine calcio di punizione sul fallo, sul secondo fallo, quello subito da Oli. Mettiti sulla linea. Bravo. Petit cambia verso Frederick che cerca Oli, controllo
lungo ma riesce comunque ad arrivarci, poi Restivo era passato, ha subito il fallo, calcio di punizione e da lì si può anche pensare al tiro. La distanza non è poca dalla porta, ma con la forza si può dare più di qualche problema al portiere. Ci Sacco sul pallone, soltanto Sanchez e Frederick dietro di lui, oltre ovviamente a Daga. Conte i passi Sacco, la rincorsa è quella di un tiro, ha fischiato Aureliano. Va Sacco, la allunga sopra la traversa Manis, insidiosa perché ha fin di traversa, palla però che è arrivata centrale, non era nessun problema per il portiere della Ferrini, deve però ancora stare concentrato lui come i suoi difensori per la chance dalla bandierina per il Barisardo. Begre sul pallone, arriva il cross, Matera per colpo di testa, lontano Sai, ben appostato, ancora Begre, c'è lì vicino Mastro Pietro. Begre vuole andare da solo, adesso diventa difficile e allora serve Mastro Pietro. Suali che subisce il fallo, sciocco Scioni questa volta perché era una situazione sotto controllo per la Ferrini, punizione regalata. Sul pallone Begre e Restivo. In due in barriera per la Ferrini. Arriva il fischio, la mette in mezzo Begre molto forte, poi trattenuta su Sacco, c'è anche una a terra. Mudu in qualche modo è riuscito a venire fuori da un mismatch incredibile con Sacco. Avrebbe voluto il calcio di rigore il capitano del Barisardo. Tutto buono per Aureliano, probabilmente trattenuta con risposta 3-2. Contatti classici da area di rigore. Sanchez, colpetto Begre, questa volta non riesce a tenerla vicino al suo piede, poi Aureliano si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, sai, comunque riesce a tenere il pallone, poi si prende i calci di punizione e anche qualcosa da dire a Oli. Ancora Osai, Nico, il 13, guarda bene. Carboni, Bravo. cambia tutto dalla parte di Serrao che mette giù il pallone e gli scappa via, anche disturbato dal sole, è stata dalla Ferrini. Gesto abbastanza chiaro con la mano posta sulla fronte come per evitare proprio la luce del sole. Bono allontana, alla fine guadagna 2-3 metri il Barisardo, ma mantiene il possesso della sfera. Viene incontro Restivo, si passa la Begre che allunga Peroli, che usa il fisico, poi si fa rubare il pallone, palla verso Serrao che prova a girarsi, Suali, Scioni a terra, palla buona perché c'è il vantaggio che adesso non si concretizza, ma si ripartirà proprio dal punto del contatto tra Restivo e Serrao. Restivo protesta, deve stare anche attento perché lui è stato già ammonito. L'ultima cosa che deve fare il Barisardo è regalare la parità numerica alla
sul pallone Usai. Si avvicina a lui Shoni. E il tocco è per lui. Shoni cerca la forza, il rimpallo. Serrao calcia, però viene murato. E alla fine angolo. Si è preso l'angolo la Ferrini. Dai ragazzo! Tra la bandierina Usai. Occhio ancora una volta chi c'è fuori dall'area. Shoni entra, Carboni lì fuori, palla bassa, facile allontanare per Begre. E questo è quello che non deve fare Usai, che ha il piede per calciare molto meglio. Cogoni. Usai da Serrao, che si gira, dall'altra parte Shoni vorrebbe il pallone e Carboni a cercarlo. Guglielmone con la testa. Mudu prima di Mastro Pietro, poi non riesce Shoni ad evitare la touche in favore dei padroni di casa, ma possiamo dire una Ferrini più che viva, che sta provando ad attaccare, a costruire, nonostante abbia l'uomo in meno. E possiamo anche dire forse troppo poco Barisardo. Ha avuto un momento in cui poteva cercare di uccidere l'avversario agonisticamente parlando, invece non sta più riuscendo a costruire come ha fatto bene nei primi 15-17 minuti di gioco. Anche stavolta il recupero di Sacco, che è andato da solo, si è ritrovato ad avere praticamente la difesa contro, ha perso il pallone, ha sperato in un fallo, ma francamente da qui non è sembrato assolutamente esserci, e infatti Aureliano ha fatto giocare. Non so se sia soddisfatto Bonomi per come si sta evolvendo questo primo tempo, al di là ovviamente del risultato, che ovviamente non può che piacergli. Però nel calcio si sa, quando è l'occasione per chiudere una partita, la devi chiudere il più fretta possibile, perché poi se si riapre sono dolori. Occhio allora al Barisardo, che adesso ci può provarci. Malissimo Sacco. Erano partiti Oli e Mastro Pietro, ha voluto accelerare l'operazione di servizio il capitano del Barisardo, che chiede scusa. L'ha colpita male. Bonu. Nico, sali, segui la linea. Manis nella zona di Mudu, la lascia scorrere Guglielmone, alla fine gli va bene. Rimessa, non nel fallo. Petti. Frederick. Incontro Begre al centro da Restivo, che si va a anticipare da Cogoni. Usai non ha un compagno in avanti libero. Carboni rischia un po', riesce comunque ad andare a sinistra da Mudu. Bravo! Usai. Sacco lo prende. E allora Sacco, occhio a Mastro Pietro a destra. Sacco, c'è anche Begre che entra. Idea per lui, Bonu con il tacco, poi Oli calcia col mancino, tiro sporcato e palla tra le mani di Manis. Doppia chance per il Barisardo, nella prima decisivo Bonu. Aresu, Shoni, Usai, ancora Aresu. Di nuovo per Shoni, che passa Shoni. E allora ha bisogno che i suoi compagni lo seguino. Guarda che arriva al centro. Cross che arriva adesso, deviato, calcio d'angolo. Ma quanto fa la differenza un dribbling ben eseguito. Salti l'uomo, superiorità, e da zero si è creata questa occasione e c'è un calcio d'angolo. Quando siamo oltre il recupero, anzi oltre il tempo regolamentare, siamo in pieno recupero. Bisogna aspettare però a battere, perché è finito giù Restivo. Prima di calciare, così non va bene.
Aiutato Bono ad alzarsi. Il contrasto probabilmente con Figos, chiamato lui al rapporto da Aureliano. Adesso si può andare con l'angolo. Va Serrao, cross verso Scioli, lasciato solissimo, l'ha messa alle stelle. Qualche pallina forse da parte di Mastro Pietro verso Scioli, perché poi Scioli si è girato verso l'avversario. Grande chance per lui, continuano a scambiarsi battute Scioli e Mastro Pietro, sicuramente non battute amichevoli, da cui non le possiamo sentire, ma anche se potessimo sentirle probabilmente non potremmo dirle. Bisogna a quel punto mettere i beep. Rimessa laterale, Aureliano dice che va bene così per adesso. Alla Circilai è avanti il Barisardo 1-0, per attenzione perché quasi nasceva una nuova mischia, scintilla ancora con Scioli protagonista, questa volta con Guglielmone. Per fortuna si allontana poi Scioli anche per l'intervento di Aureliano. Finale nervoso di primo tempo, c'era anche a terra Sacco che si è rialzato. Squadre che per adesso dovrebbero riuscire ad andare in pace verso gli spogliatoi. Decide fino a qui il gol di Ioli, espulso subito dopo Boi della Ferrini. Pausa e poi ci ritroviamo per il secondo tempo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta. No. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni piedi! Cristian! Sì!
Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi vi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Il Buidoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. È solo Ugo, prova il diagonale. Pallina di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Doumbouya. Ancora Doumbouya per la rovesciata. Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere, Cascero! Il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni! Si va da Calarco,
Calarco! Solo lui la poteva chiudere! A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro! L'avevamo detto, non fa per una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Mutis. Di Aramo, Calaresu, la tiene, prova Calaresu! E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta! E l'1-0 di Yuri Senesi! Lupumbo, entra in area di rigore Lupumbo! Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente! Ed eccola qua, la festa! E vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A! Di nuovo collegati dal CC di Barisardo dopo il primo tempo. Barisardo avanti 1-0 sulla Ferrini, sta decidendo il gol di Oli per la Ferrini. Il problema in più dell'uomo in meno, l'espulsione di Bue è arrivata subito dopo il gol di Oli nella mischia, tutto nato da uomo a terra della Ferrini con fallo non fischiato, azione proseguita al Barisardo che si è lì guardato avanti. Verità nervosa nel finale di primo tempo, tanto lavoro per Aureliano e per gli assistenti Savio e Piras che stanno arbitrando questa partita. Ferrini che va con la prima contromossa di questa partita. C'è il cambio con Podda che dovrebbe essere lui pronto ad entrare, cominciare quindi la sua partita. Cerchiamo un po' di capire chi invece ha lasciato il campo. Forse Serrau con Figos già sul pallone, sarà la Ferrini a riprendere il gioco. Scionice, Carboni, Usai, Bonu, Mudu, Manis, Cugoni. Questi sono... Anzi, anche un altro cambio c'è. Forse è uscito... No, entra Anedda. Quindi confermata l'uscita di Serrao. Mudu fa il centrale. Ed è uscito Aresu poi probabilmente. Quindi dentro Aneda, terzino destro con la 2 proprio sotto la nostra postazione. Dentro invece là davanti Podda per dare maggior peso all'attacco, quello che in effetti non è riuscito a dare. Sarà una partita complicata per lui e proprio Podda prova anche
provare la sua prima azione personale, poi scegliendo Shoni in difficoltà gli viene incontro proprio Poda, recupera palla il Barisardo che ha vantaggio di risultato numerico, che non ha fatto cambi, resta quindi con Daga tra i pali, Frederick e Guglielmone i terzini, centrali Petit e Suali, a centrocampo Sanchez, Restivo e Sacco, con Sanchez che adesso ha recuperato il pallone, nell'attacco Oli, Mastro Pietro e Begre. Mastro Pietro è in posizione irregolare, alzato la bandierina Anna Maria Sabiu. Ferrini chiamata ad attaccare, a provarci, l'ha fatto piuttosto bene dopo il gol subito, quando poteva essere il miglior momento del Barisardo, così non è stato. Carboni la mette in mezzo, non trova Figos, la testa di Suali ad allontanare il pericolo. Guglielmone da Sanchez che passa da Petit, vicino Frederick, Begre pronto già a partire. Oli ancora una volta in appoggio il centravanti del Barisardo. Guglielmone, c'è vicino Sanchez, guarda avanti Guglielmone per Oli che possono inseguire. Bonu si assicura che Manis sia puntuale nell'appuntamento col pallone. Sente adesso giù la sfera, guarda in avanti, vuole andare con lancio lungo che arriva adesso nella zona di Ficos contro Suali. Un bel duello loro nel primo tempo. Carboni tornato a occupare il centrocampo, la sua tecnica, prezioso, buon pallone per Aneda, come il suo primo cross, arriva basso, Petit allontana, Begre mette giù, può girarsi, andare da Oli, c'è Sacco che alla fine è lui a controllare, arriva Begre a sinistra, lo aspetta Sacco e lo serve, 1 contro 1 con Aneda, finte, ma si passa ancora da Sacco, scambiano i due, senza fretta il Barisardo, che è mancato di cattiveria quando avrebbe potuto andare alla ricerca del raddoppio. E prima impressione in questo inizio di secondo tempo stia un po' mancando, anche se adesso Frederick va da Oli, ancora una volta non va bene il suo controllo, chiuso da Bonu, prova ad arrivarci Guglielmo a tenerla in campo anche in scivolata, commette fallo. Travolto Cogoni, spostato sulla fascia sinistra da Pinna per lasciare quella a destra, punta da Nedda. Sacco, bene, si mette il Mastro Pietro, un pallone, Manis decisivo in uscita, ancora Oli, Cogoni lotta, alla fine ottiene la rimessa dal fondo. E parte dai piedi di Bono la Ferrini. Allunga Manis, Poda non riesce a prendere questo pallone, Carboni invece lo aggancia e poi calcia lontano dallo specchio della porta, ma la Ferrini c'è, il Barisardo non deve sottovalutare questa partita, anche perché non avrebbe senso visto anche le posizioni in classifica, i valori dimostrati in questa stagione. Ferrini che per settimane ha occupato anche la seconda piazza nella classifica di eccellenza, primo posto l'inarrivabile il Maddalena quest'anno. Il fallo su Sacco, fallo di Figos. È stato lui a conquistare, diciamo così, l'espulsione di Boi. Ancora giù il capitano del Barisardo,
Ancora. Cambia tutto su Ali Begre, non riesce a tenerla vicino, lo aiuta Restivo. Begre. Bravo Yannick. Oli può girarsi, andare a Mastro Pietro che non trova Begre. Buona costruzione, è mancato il tocco. Mastro Pietro ritorna sul pallone, ha subito palesemente fallo. Poi Sanchez non può trovare nessuno, ma non ha fischiato Aureliano. Trattenuto abbastanza palese. La prima convinzione mia è che fosse vantaggio, invece nessun contatto irregolare. Il secondo l'arbitro calabrese. Manis a destra da Carboni, prima lui di Frederick, il tocco verso Poda su Ali, allarga un po' il braccio, fa valere il fisico. Riparte dunque con la rimessa dal fondo il Barisardo. Lancio lungo di Daga, palla toccata da Restivo, per ultimo da Bonu. Porta gli uomini in avanti il Barisardo, anche se poi la scelta è di scaricare da Petit. Sanchez, Guglielmone, a destra c'è anche Mastro Pietro, si passa da lui, si avvicina a Oli. Prima però da Sacco, adesso attaccante del Barisardo che rischia, infatti Figos riesce solo per un attimo a recuperare palla, possesso ancora il Barisardo. Giù Sanchez che poi probabilmente ha fatto lui il fallo tenendo la palla con le mani. E allora qua forse sarebbe anche il cartellino giallo non dato da Aureliano. Poda attacca Ferrini con la Nedda. Usai ci aspetta di più da lui in questo secondo tempo e invece qua quasi la regala al Barisardo. Usai adesso cambia molto bene nella zona di Shonik, mette giù il pallone, arriva Mudu, il cross poi troppo lungo. Mudu che si è sganciato dal suo ruolo di centrale, riportato sulla fascia da Pina. Infatti c'è Cuguni adesso da affiancare Bono in difesa. Compito semplice per Cogoni contro Oli. Questa volta però alla meglio lui di testa. Poi Figos, Shoni, Carboni, Moda va verso la destra, lo vede Shoni che poi va a prendere lo spazio in avanti. Aneda lo vede, il controllo di Shoni di prima per Podda. Ancora Poda che passa, subisce fallo, trattenuto al braccio da Restivo che infatti non protesta. Deve stare attento Restivo. Già ammonito l'otto del Barisardo. Anche nel primo tempo un intervento rischioso. Aureliano per ora sta evitando di estrarre i cartellini gialli. Vuole provare a evitare che la partita si scaldi come nei primi 45 minuti. Fino a qui comunque ci sta riuscendo, anche se sono passati soltanto 9 minuti e mezzo dalla ripresa. Partita ancora lunghissima. Cross di Usai di testa a Petit ad allontanare la paura, non così tanto però perché calcio d'angolo e allora Usai dalla destra alla sinistra per mettere un nuovo cross. Sono in 6 della Ferrini dentro l'area di rigore. Carboni sempre fuori, la ribattuta, la palla è per lui stavolta, forse lunga. Carboni al volo, grande coordinazione, palla colpita forse perfettamente e per una volta forse averla colpita perfettamente ha fatto sì che poi il pallone non sia entrato. È cominciato a abbassarsi troppo tardi il pallone. Bella però la conclusione del numero 4 che adesso
può andare a avvicinarsi all'area, al regalo del Barisardo, e Ferrini che resta in avanti. Prima però nuovo cambio, esce Figos. Dentro Federico Porru. Prende il suo posto dentro l'area Porru, fisico, nuovo duello per Suali che potrebbe iniziare già da adesso. Entrambi proviamo sul pallone, poi finisce Giuscioni, Porru pressa. Alla fine allontana Sacco, prova anche a inseguire Mastro Pietro in anticipo. Cogoni che non si fida e accomoda il pallone fuori. Guadagna metri il Barisardo. Con calma Guglielmone. Oli riesce a tenere su Cogoni, passa Oli, occhio al rimorchio per Mastro Pietro che controlla. Mastro Pietro non riesce a calciare, poi Begre insegue, ma può soltanto guardare il pallone andare sul fondo. Sarà calcio d'angolo. Angolo questa volta però è una consolazione magrissima, grandissima chance per Mastro Pietro per trovare un 2-0 che avrebbe potuto indirizzare definitivamente questa sfida, che invece è ancora apertissima. Frederick dalla bandierina, arriva adesso il cross, Porro lontana non benissimo. Allora Barisardo che resta lì per un momento con Carboni che vorrebbe guidare la ripartenza, cerca Scioni, ha subito fallo Carboni, poi è successo qualcosa anche tra Scioni, ecco infatti lui è restivo, dersene 4. Estratto anche un cartellino giallo Aureliano, giallo nei confronti di Guglielmone. Fallo tattico, quello della direzione del Barisardo. Riprende il gioco con il lancio di Manis che non arriva a Carboni, prima restivo infatti. Begre finta, tiene il pallone, finisce giù troppo leggermente questa volta, con troppa leggerezza. Attacca allora, continua a attaccare il Barisardo. Mastro Pietro, Sacco, 1-2, non ci arriva Mastro Pietro, l'ultimo tocco è suo infatti, non di Manis. Rimessa dal fondo. Bravo, ya! Vieni Ale, vieni Ale! Lungo Bonu, non la tocca Frederick, arriva Podda che difende il pallone e la posizione, in due su di lui, finisce giù, intervento sul pallone, quello di Sanchez. Giustamente ha lasciato correre Aureliano, ancora Ferrini che ci ha provato per un momento, invece adesso deve inseguire Oli, l'1-2 con Begre che cerca l'apertura per Mastro Pietro che si allarga, può puntare l'area di rigore, arriva Mudu, c'è anche Cogoni, poi Sacco, palla altissima, tanti tiri lontani dallo specchio della porta. Quello che sta mancando in questa sfida è il tiro dello specchio, la parata del portiere, poca concretezza dalla tre quarti avversaria da una parte e dall'altra. Oli controlla male, poi Usai si appoggia anche su di lui, va bene così per Aureliano. Di prima Usai per la corsa di Anedda contro Restivo, Anedda prova a passare davanti, non ci riesce, Petit a dare la mano al suo compagno di squadra, poi fallo su Begre e arriva il giallo per Usai, forse giallo questa volta esagerato rispetto anche alla gestione dei cartellini che sta finora
da parte del direttore di gara. Bravo, ja! Yanni, mais là, il faut voler le temps, il faut jouer le temps. Sanchez Il faut voler le temps, ja! non trova Mastro Pietro. Scioni alla fine perde il pallone con Sacco e Mastro Pietro fanno ripartire l'azione del Barisardo. Loro provano anche a svilupparla, poi il tocco per Oli che passa incredibilmente, Oli davanti a Manisoli, 2-0 Barisardo con grinta e determinazione. Oli trova il gol che può definitivamente lanciare il Barisardo verso i 3 punti. Mezzo regalo della Ferrini. Usai ha qualcosa da dire ad Aureliano. E festa invece sugli spalti del Cincillai. La doppietta di Oli. E adesso diventa durissima per la Ferrini, non era già prima. Anche solo un pareggio si avvicina al miraggio per gli uomini di Pinna, che provano però a reagire attaccando subito con Scioni. Si allarga Carboni, allora per lui, Carboni può rimetterla in mezzo, lo fa, il pallone passa, rimpallo e poi non riesce a calciare Porru. Se l'è cavata il Barisardo, poi Guglielmone va da Sacco in incontro a Mastro Pietro. Sacco sceglie il centro, ma Usai chiude, ancora Usai, Guglielmone gli sballa la strada, Suali allontana. Vediamo se sul 2-0 Bonomi sceglierà di effettuare la prima o le prime sostituzioni di questa partita. 3 invece quelle della Ferrini. Fino adesso il tocco per Poda che può calciare. È arrivato il gol dell'1-2, manca dirlo, la partita è ancora apertissima nel momento più difficile. Ci ha pensato Podda a dare un senso al resto di questa sfida. Gianluca Podda e 2-1 al Cincillai. Possesso Barisardo, sarebbe interessante poter essere alla panchina dei padroni di casa per poter vedere quella che è la reazione di Bonomi. Distrazione dei suoi. Adesso nuovamente solo un gol di dividere le squadre. Sanchez intercettare questo lancio, poi Scioni a rubargliela subito. Scioni in mezzo a 2 ottiene la rimessa, lasciata a Mudu. Usai si inserisce Carboni, lancio in avanti però è la zona di Poro che contro Suali, che riesce a farsi valere e a ottenere la rimessa dal fondo. 20° minuto di questo secondo tempo, ancora 25 più recupero per le speranze della Ferrini. Barisardo che invece non può accontentarsi del risultato, deve andare alla ricerca di un nuovo gol che possa dare più sicurezze. Poco fa avevo parlato di poca concretezza sotto porta nella tre quarti avversa da entrambe le parti, poi nel giro di pochissimi minuti sono arrivati 2 gol. Bene così però per lo spettacolo, per il pubblico neutrale, ovviamente i tifosi la penseranno ovviamente a loro modo, tra chi vuole un gol in più magari per la Ferrini, chi invece
Spera che questo non succeda. Raga, con calma! Sanchez, Frederick, è vicino Bögre che ha fatto la finta di andare via, finta ovviamente per portare controtempo a Nedda e lì vicino Bono, e invece la finta ha ingannato Frederick. Sulla destra Manis, di testa Frederick prima di Anedda, è rimessa già battuta dalla Ferrini. Suali la lontana al lato, una nuova touche per gli ospiti, in zona molto più pericolosa adesso. Non può arrivare Poda su questo pallone, inizierà Carboni che poi prova ad anticipare Sacco senza riuscirci. Sacco Poli riesce a passare ma il pallone è ancora suo, poi Bögre, Sacco, Carboni prova a chiuderlo, non c'è fallo, l'ultimo tocco è di Sacco, rimessa Ferrini. Cogoni scarica da Manis, c'è Giammuno a sinistra pronto a ricevere, può girarsi. Ancora Mudu, cross in area, prova la cilena, Poda non riesce però a toccare il pallone. Poi l'apertura di Osai, letta da Guglielmone che non può però fare di più che concedere la rimessa. Ancora Sean lì vicino a Mudu, il pallone è per lui, 1-2, cross, Carboni con la testa, Bögre ad allontanare, ancora Ferrini, la finta di Mudu che sceglie di ripartire con la touche. Sacco regolare su Scioni, Mastro Pietro guarda dall'altra parte, vuole movimento di Bögre, alla fine vuole andare da Oli, gestita molto male questa situazione favorevole dal Barisardo. Allora Ferrini che va andare avanti con Scioni, fallo di Mastro Pietro. Le proteste di Pinna che forse avrebbe voluto il giallo nei confronti di Mastro Pietro e invece il giallo se lo prende lui. Ma forse c'è stato anche un rosso. No, soltanto giallo, per un secondo sembrati vedere un colore rosso lì sulla mano del direttore di gara. Ha ammonito Pinna. Mudu va a prendersi il fondo, va a prendersi lo spazio per il cross, sono in 5 in area, cross ribattuto sul nascere, ancora Ferrini però, addirittura Anedda viene incontro, forse perché ha più forza nelle braccia per provare a metterla con le mani direttamente in area di rigore. Che poteva andare verso Poda che è il più vicino, lo Stovò invece colpo di testa, poi che rimane lì, Petit che allontana e nuova rimessa e nuovi duelli in area perché la soluzione sarà la stessa. Provato Girlascioni con la nuca, calcio d'angolo, la Ferrini c'è, Usai dalla bandierina, 25esimo minuto del secondo tempo. Pallone messo in mezzo debole, alla fine allontanato da Guglielmone. Non c'era nessuno davanti per il Barisardo. Manis può controllare con calma e rimetterla in quella zona dove però non c'era nessuno. Guglielmone non si è fidato, non si è sentito sicuro,
concede l'angolo, ancora chance per la Ferrini che ha già battuto con Usai. Arriva il cross ribattuto da Guglielmone, forse l'ultimo tocco di Usai che infatti deve cercare di tenerla in campo, non ci riesce. Rimessa laterale per il Barisardo che è pronto a fare un cambio. Adesso se ne accorge Aureliano, fuori Mastro Pietro. Al suo posto Nunes Correia. Una buona presa di Mastro Pietro, l'unica pecca, quella grande chance avuto per segnare, non sfruttata, che sarebbe valso montando 2-0, che poi comunque è arrivato con la doppietta di Oli, poi Podda a ridimezzare il loro svantaggio. Che aspetta l'ok di Aureliano che arriva adesso. Tocca Oli con la testa, poi non ci può arrivare Nunes. Podda, Scioni vorrebbero il fallo su Podda visto da Aureliano, calcio di punizione per la Ferrini. C'è il 15 solo dietro. Un 7 in area di rigore per la Ferrini. Raga, il 15 da solo. Arriva il fischio. Usai la mette tesa, sacco lontana di testa, poi Nunes pressa, Usai prova a rimettere i suoi compagni senza riuscirci. A Nedda prima di Oli che tocca per ultimo, ancora possesso Ferrini che può ancora attaccare, che se la sta giocando alla pari nonostante l'uomo in meno. A Nedda non trova Podda, Porru, Scioni, Restivo la mette davanti, poi Sanchez si allunga troppo il pallone. Scioni col petto praticamente la consegna a Berger che vuole proteggere la rimessa, vuole prendersi un fallo. Alla fine pallone che bella Ferrini, animi caldi, ma si sta giocando con Podda che finisce giù. Calcio di rigore, incredibile, incredibile, calcio di rigore Ferrini. È riuscito a rimanere davanti Podda e Petit è caduto veramente nell'ingenuità, perché sicuramente anche Podda l'avrà in qualche modo contrastato, magari trattenuto. Ma Petit si è fatto vedere nel farlo e ha regalato la grande chance alla Ferrini per il pareggio. Podda ha già sistemato il pallone, sarà lui a battere. Ha già segnato uno, può segnare la clamorosa doppietta. E Podda contro Daga. Si fa sentire il Cicillai a supportare il suo portiere. Aureliano controlla che siano tutti fuori dall'area di rigore. Palo di Podda! Esulta il Cicillai come se fosse stato il gol del Barisardo. Incredibile, e ancora avanti il Barisardo. Spiazzato Daga. L'errore dagli 11 metri di Gianluca Podda, che poteva essere l'eroe in casa Ferrini della giornata, e che adesso rischia di sognarselo questo calcio di rigore. L'incredibile chance però per pareggiare la Ferrini, un segnale che non può essere ignorato dal Barisardo. C'è fallo su Restivo. Usai non ci sta, ma il possesso è bianco.
Siamo dentro l'ultimo quarto d'ora di partita. Fino a qui è successo un po' di tutto. Sanchez, la palla per Nunes che non ha mai avuto una vera occasione per mettersi in mostra, adesso può averla, c'è uno contro uno con Mudo, arriva anche Shoni, gli aggira, prova a mettere il cross, allontana Bono, poi Sacco con la testa, arriva Porro, Shoni, non c'è contatto irregolare e allora Nunes, Sanchez pressato da Poda che si prende questo pallone, poi si prende il calcio di punizione, protagonista Poda di questa partita, nel bene e anche nel male per la Ferrini, la voglia di essere ancora protagonista però fino alla fine. Oli intanto, il Barisardo che attacca, Begre, Sacco, guarda la porta, ci pensa, prova il tiro deviato, Manis sicuro ad evitare anche il calcio d'angolo, poi lungo Manis, facile a controllare questo pallone, Daga in uscita, poi si prende i 6 secondi andando giù col pallone e riparte da Petit che l'aveva combinata grossa nella di rigore, è andata bene alla fine al numero 6. Fredrik la vuole sui piedi Begre, adesso gliela dà ma gli uomini sono vicini, è obbligato a scaricare il 10 del Barisardo. Cambia tutto invece Petit, Nunes prova a inserirsi Sacco, visto da Nunes, Sacco arriva prima di Cogoni, palla poi per Nunes che la ridà a Sacco, c'è fuori gioco del capitano del Barisardo, ha alzato la bandierina Saviu. Il gioco è già ripartito con Usai da Bonu. Guarda avanti Usai, Mudu, controllano Petit e Suali, Daga la blocca con le mani, andrà a lungo alla fine Daga, non si fida di giocarla ai suoi compagni vicini, palla che però va direttamente dalle parti di Manis, pallone riconsegnato alla Ferrini. Manis regala lui, palla stavolta al Barisardo che va con Nunes che è fresco, si muove Oli, si muove Begre che stava lì quasi correndo sulle punte, sul posto, Oli però passa, Oli Manis, calcio d'angolo, eccola una parata in questo Barisardo Ferrini, poi Oli forse si è fatto male, forse solo crampi, arriva subito Restivo da lui, sono crampi, si è divorato la chance della tripleta, del 3-1 il numero 9. Barisardo che avrà una nuova occasione dalla bandierina, Super Manis a mantenere in piedi la sua squadra. Vediamo se può continuare a riuscire. Intanto Barisardo lo farà un cambio. Dovrebbe entrare Donciowski, Marco Donciowski per Oli, finisce qua la sua partita. Aiutato anche da un compagno della panchina ad abbandonare il campo, il match winner fin qua della sfida. Dentro il macedone Donciowski. Tra l'altro entra un momento propizio forse per lui, perché ha centimetri da dare al Barisardo e c'è questo calcio d'angolo con Nunes dalla bandierina,
Adesso si può andare, arriva il cross, Petit la rimette in mezzo, di testa poi Suali tutto solo, non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ad un passo anche stavolta il Barisardo dal colpo del 3-1. Sempre da Manis la Ferrini, salgono tutti, vuole andare a giocarsela sulla seconda palla in area di rigore la Ferrini. Suali ve lo dice che bisogna andare dall'altra parte, poi Manis prima di Donciowski, Cogoni non deve correre rischi, arriva Scioni, alza la bandierina Piras, offside per il numero 18. Trentasettesimo minuto del secondo tempo, comincia a essere poco il tempo per la Ferrini, che ha avuto la sua grande chance per trovare il pareggio, sprecata sul rigore. Occhio a Restivo che crossa, diventa un tiro, Nunes è lì, a rimorchio arriva il sacco, si è immolato Mudu, ancora però Barisardo, Restivo prova a evitare che la palla vada sul fondo, non ci riesce, gli applausi del Circillai, si è immolato Mudu sulla conclusione di Sacco. Nuovo cambio adesso, questa volta Ferrini, fuori Cogoni e dentro Alberto Mele. E forse Carboni potrebbe riprendere il ruolo di difensore centrale. Mele che è un giocatore offensivo, può giocare sia dietro le punte che largo sulla fascia come è stato messo adesso. Mentre occhio alla pressione del Barisardo, Manis se la cava concedendo la rimessa laterale. Petit pressato da Poda, anche lui non corre rischi, la manda via. Bono con la testa, Scioni, Fredrik, Donciowski, Begre sempre per lui, la testa di Mudu. Poi Fredrik con il fisico, ultimo tocco Kedian Edda. Begre, Restivo quasi in ritardo, non pensava fosse per lui, sbaglia poi Begre, Mudu pressato da Donciowski che ha commesso fallo. Via tutti, sarà Manis a rimetterla in avanti. Ecco il pallone per Poda che parte forse in anticipo, poi finisce giù, voleva questo contatto. Il fallo alla fine è di Poda, fallo in attacco per Aureliano. Braccio largo da parte dell'attaccante della Ferrini, che è partito prima e si è fermato. L'intenzione era quella di farsi travolgere per avere una nuova chance di 11 metri. Attento questa volta Aureliano. Nunes, Sacco, Nunes lì vicino, Sacco fino in fondo, si gira ancora Sacco, poi prova a passare Mudu, gli chiude la strada, ma è calcio d'angolo Barisardo. Quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti più recupero di questa partita.
La bandierina Begre che chiama lo schema. Arriva il cross, forse Petit, forse Guglielmone in terzo tempo. Il risultato è pallone alto sopra la traversa e Ferrini che già prova a ripartire. Scioni c'è vicino a Nedda, va a lungo Scioni verso Porru che si è visto a poco da quando è entrato. Ha avuto una mezza chance su quel rimpallone di rigore, questa volta riesce a prendersi il calcio di punizione. E va bene comunque la Ferrini, perché può metterla in mezzo. Begre da solo in barriera, ha già fischiato Aureliano, va Osai a metterla in mezzo, poi sta di Petit, la palla sta lì, Bono! Ha segnato Bono, ha segnato il 2-2 la Ferrini in 10 contro 11 dal 25esimo nel primo tempo, poi sotto 2-0, poi il rigore sbagliato, ha pareggiato la Ferrini col suo capitano che si è trasformato in centravanti puro e ha pescato l'angolino dove Daga non poteva arrivare. La Ferrini sta dimostrando qui al Comunale Cilcilai perché è lì in alto in classifica. Una partita che avrebbe potuto stravincere il Balisardo a un certo punto, si è accomodato nel primo tempo e lì probabilmente ha perso la sua grande chance di vivere molto facilmente questa sfida. E adesso occhio perché la Ferrini gioca anche per vincere, ma anche il Balisardo ovviamente che è obbligato ad attaccare e va con Nunes, gioca contro uno con Mudu, Nunes ce l'ha sul sinistro, calcia la mano di Maris a metterla in calcio d'angolo, grande finale al Cilcilai. Si lamenta per qualcosa Podda con Aureliano, l'angolo sarà dalla parte opposta alla tribuna, c'è Nunes pronto a metterla in mezzo, tornerà a rientrare, occhio a Donciowski, occhio a Suali, arriva adesso il cross, i pugni di Manis quantomeno a prolungare il volo del pallone verso la rimessa che è ancora del Balisardo. Un pari che avrebbe un sapore amarissimo per gli uomini di Bonomi, che ora devono fare tutto per evitarlo. Donciowski senza volerlo fa la difensore, il pericolo allontanato dalla Ferrini che invece con questo punto tornerebbe a Cagliari quasi in festa per come si era messa la partita. Sacco per la corsa di Begre, la testa di Anedda a dire di no, poi Mele che passano contro uno, prova, voleva lo scatto di Porru che non è arrivato. Sanchez cambia tutto la zona di Nunes, trova solo Mudu, Podda indietro per dare la mano ai suoi compagni. Suali, Scioni e allora attacca la Ferrini a destra, occhio perché c'è Mele, scelta su Porru che difficilmente poteva agganciare questo pallone, c'è anche la stanchezza, chiede scusa Scioni al suo compagno, Mele era tutto solo, ma quando c'è la stanchezza è difficile avere la visione a 360 gradi, eppure a 180. Podda perde il pallone, Nunes può andare via, Nunes da solo ci riesce ancora, Nunes contrastato, scarica da Petit, a sinistra Frederick, Petit va verso il centro, si fa aiutare da Restivo, Sacco, sono già in tre, c'è anche Petit, il cross così allontana Carboni, discorso dalla stanchezza che vale anche ovviamente per il Balisardo. Sacco che è corso tantissimo, sempre macina chilometri in campo, lo fa sempre, davvero leader, davvero capitano. Sacco con la testa non trova Begre,
giù, poi proprio Sacco, possesso che ancora il Barisardo, si sta rialzando adesso Sacco, ovviamente non sono contenti Bono, Carboni lì vicino a lui perché scorre il tempo quando siamo già dentro l'extra time. Non so dirvi quanto sia il recupero, qualche minuto ci sarà, almeno 3 minuti immagino, il tempo scorre ma adesso ogni pallone può essere decisivo. Donciowski, Suali, c'è la pressione Osai, il pallone in mezzo ancora con la nuca questa volta Donciowski a fare quasi da difensore aggiunto, mentre Porro come il pallone prova a calciare, Daga era fuori dai pali, non è riuscito ad alzarla. Una nuova chance per il Barisardo che deve portarsi avanti alla ricerca del 3-2. Usai 1-2 con Carboni, chiuso da Guglielmone. Nunes vede l'inserimento di Begre che con la testa prova a girarla verso la porta, era partito in posizione irregolare dai 10 del Barisardo. È pronto ad andare lungo Manis, arriva verso il pallone, saltato anche Petit, prova a girarsi Mele, il fallo è di Porro. Guglielmone, vediamo se c'è il tempo per un'ultima grande chance nella parità nervosa del primo tempo, spettacolare del secondo. Begre, la pressione di Scioni, Suali, a destra c'è Nunes, si passa da lui, 1 contro 1 con Poda, Nunes guarda già verso l'area, alza questo pallone ma dall'altra parte dove c'è Frederick, Mele prova a chiuderlo, forse era colpito in pieno, lascia il vantaggio Leliano, forse ha avuto la punizione Barisardo, adesso c'è questa punizione conquistata da Sacco. (49esimo minuto). Ci prova il Barisardo, deve stringere i denti la Ferrini per portare a casa un punto d'oro per come è arrivato. Sul pallone Sanchez e Sacco. Va via Sanchez, Sacco cerca il tiro, la palla si abbassa, va sul fondo e con questa punizione si chiude la partita al Circilai, pareggiano 2-2 il Barisardo e la Ferrini, è successo di tutto. Da una parte lo calma Guglielmone, adesso anche Daga, finale nervoso come nel primo tempo. Begre allontana il suo compagno e probabilmente mette fine anche alla mischia che si era creata. Nervoso finale. Queste veramente le ultime immagini che vi trasmettiamo qui dal Circilai. Come ho detto prima, un ringraziamento a Riccardo Carta, un ringraziamento a voi che ci avete seguito e una buona domenica.